Oggi credo che sia una bella opportunità per il territorio e non solo per Ribera poter mettere a fruizione intanto un magnifico contesto che è quello della Villa Comunale, è un posto bellissimo dove proprio puoi assaporare la bellezza della natura. La seconda cosa importante è proprio questo contenitore espositivo dove i prodotti tipici vengono messi in evidenza e dove ancora una volta Ribera si afferma come città dove l'agroalimentare ha un posto di rilievo e dove la produzione, che può essere sì degli agrumi, l'arancia di Ribera famosa in tutto il mondo, produzione eccellente anche quest'anno, ma soprattutto dagli ortaggi alla fragolina di Ribera, cioè l'olio. È una realtà che va promossa, e quindi un plauso all'amministrazione, un plauso all'assessore Scilla che oggi ha voluto inaugurare questa fiera, e un plauso va fatto anche ai cittadini di Ribera perché fondamentalmente è una città che vive di agricoltura e quello che oggi stiamo vivendo e percependo lo mette in evidenza. Sono momenti strategici, la Sicilia non può prescindere da questi momenti, l'agroalimentare è la marcia in più che ci può consentire davvero di conquistare i mercati internazionali. Il brand Sicilia non avrebbe senso senza l'agroalimentare, senza l'agricoltura, ed è davvero un momento straordinario quello di questo pomeriggio. Voglio davvero ringraziare il sindaco Ruvolo, l'onorevole Gallo, per questo momento di sinergia politico-istituzionale tra il comune e la regione, mettendo al centro l'agricoltura siciliana che davvero ci può consentire di fare il salto di qualità a questa regione e assicurare un futuro di benessere e prosperità a tutti i siciliani e soprattutto ai giovani siciliani. Vogliamo ripartire da qua, da questo Festival dell'Agricoltura. Ribera negli anni passati, fino a 25 anni fa, aveva una manifestazione fieristica dedicata all'agricoltura tra le più conosciute non soltanto in Sicilia. Vogliamo rilanciarla all'interno di questo contesto meraviglioso che è la nostra Villa Comunale, e questo polmone verde nel centro della nostra città, per dare un segnale di ripresa dopo 2 anni di pandemia. L'agricoltura è il settore trainante della nostra economia, noi vogliamo coniugare all'agricoltura anche il turismo, utilizzando e sviluppando quelle che sono, valorizzando le nostre coste, la nostra Secca Grande, Borgo Bonsignore, Piana Grande, la riserva naturale della foce del fiume Platani, il castello di Poggiodiana, la necropoli dell'Anguilla, il geosito della Gola del Lupo. Noi abbiamo bellezze paesaggistiche, prodotti di eccellenza come la nostra arancia DOP che permetteranno alle nuove generazioni di garantire sviluppo ed economia, crescita sociale e culturale alla nostra città e alla nostra comunità.